stiamo insieme un passaggio sotto l'onda del concilio di Efeso del 432 V secolo, ecco, quando la Madonna è stata dichiarata madre di Dio, una donna madre di Dio, una donna madre di Dio. E questa devozione poi è passata, naturalmente, tra i commercianti cristiani, nel patriarcato di Aquileia, terzo secolo, quarto secolo. E gli è passata anche il Cividale, il Cividale, che è una comunità molto fervente, molto amata della Madonna con i cristiani del Cividale. E hanno voluto, per amore della Madre di Dio, fare questo rituale. E io dico, la cosa bella di questo monte è che, per fortuna, la Madonna non ne ha passata. E l'altro è ancora la gente, molto bello, molto bello. C'è un rapporto di amore tra Madre di Dio, molto bello alla gente, in modo che, riusciamo a aiutare le persone a scoprire la bellezza che tutti ci portiamo dentro, la gioia non sappiamo dire. In fondo c'è una pubblicità di un libro dal titolo Scopri te stesso. Scopri te stesso. Diventa consapevole di chi sei, guarda, belli tutti. Non perché tu sono lettore, guarda, belli. Vedessi in positivo. Ed è importante. Sì? Sì? Allora i frati, i frati sono partiti, ma abbiamo trovato un pavimento di Conciopesto romano terzo IV secolo, il che vuol dire che già allora questo posto era importante per i romani, che era una specie di controllo militare delle vallate. Bene? Si alzeranno contro questa generazione, forse la nostra, e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si sono convertiti. Ed ecco qui è uno più grande di Giona, che è Gesù. Più grande di Salomone, più grande di Giona, più Gesù, che è venuto a insegnare uno stile di vita, non è uno stile di vita più consono. Guarda con occhio materno anche noi, con tanta fiducia che ci piangiamo a te. Sulla croce Gesù ci ha affidati a te, come nostra madre. Siamo deboli e peccatori, riconosciamo il male che abbiamo commesso e confidiamo nella tua maternità.